Stiamo senza dubbio attraversando un momento di grande difficoltà. Tuttavia, anche in questa situazione ci sono alcuni strumenti che possono aiutarci a promuovere le nostre attività con il minimo sforzo. Uno di questi strumenti è rappresentato dal mondo digital, in particolare dai social network. Io sono Manuel Campardo, titolare della Rational Phoenix, e insieme a QDP News abbiamo deciso di inaugurare una piccola rubrica in cui vi daremo una serie di consigli estremamente semplici e facilmente implementabili da chiunque per promuovere le vostre attività online. Attività, associazioni, gruppi, qualsiasi tipo di iniziativa che vogliate promuovere online. Il primo passo per essere presente online è ovviamente aprire un profilo associato alla propria attività. Per quello che riguarda Facebook è importante notare da subito la distinzione tra profilo personale e pagina. Se aprite dei profili personali per comunicare a nome della vostra attività, il rischio non lo potete fare. Il rischio è che Facebook vi chiuda questi profili. Per quello che riguarda Facebook, quindi, è importante aprire una pagina dedicata alla propria attività o alla propria associazione. La pagina deve essere comunque collegata a un profilo personale, normalmente il titolare o il referente dell'attività. Per quello che riguarda Instagram, invece, è molto più semplice. Non è necessario un profilo personale, è sufficiente creare un profilo con il nome dell'attività e associarlo a un indirizzo mail. Una volta creati i vostri profili, è arrivato il momento di popolarli. Bisogna quindi scegliere un nome per la propria pagina o profilo Instagram, un'immagine del profilo e un tono di voce. Per quello che riguarda il nome, vi consigliamo di limitarvi al nome dell'attività, escludere quindi la ragione sociale, eventuali acronimi o comunque tutti quegli elementi ulteriori accessori, al nome dell'attività. Per quello che riguarda l'immagine del profilo, vi consigliamo di utilizzare il logo. Evitate quindi foto di prodotto, evitate foto di biglietti da visita. Se avete a disposizione il file del logo, utilizzatelo come immagine del profilo. Attenzione che non risulti tagliato, perché potrebbe influire ovviamente sulla corretta visualizzazione. Un ulteriore elemento da definire è il cosiddetto tono di voce che volete dare alla vostra pagina aziendale o profilo aziendale. E qui c'è il primo elemento da tenere a mente. La vostra pagina rappresenta la vostra attività. Dovete quindi evitare quelle che sono magari tutte quelle esternazioni non inerenti al vostro prodotto o servizio, esternazioni relative all'attualità, esternazioni a carattere politico che potrebbero in qualche modo inficiare nei vostri risultati. Definite quindi un tono di voce. Volete risultare autorevoli, divertenti, simpatici, più formali? Dipende da quello che è la vostra attività e soprattutto il vostro approccio al business. Non dimenticate infine di inserire nei vostri profili tutte le informazioni inerenti alla vostra attività, quindi informazioni di contatto, indirizzo, orari di apertura, descrizione dell'attività, se avete un sito internet, se avete un indirizzo mail a cui preferite essere contattati, potete eventualmente anche collegare WhatsApp Business ai vostri canali. In altre parole, inserite tutte le informazioni che possono risultare utili ai vostri potenziali clienti. Qualora abbiate esigenza di indicazioni passo passo per aprire i vostri profili aziendali Facebook e Instagram, trovate i link con tutto il procedimento passo passo all'interno dell'articolo.